anni, stavolta anche qui in 5. Per il ritiro di Act Girifalco andiamo a leggere lo schieramento: 1 Azzurra Mark, Marco Stefani, 2 Amos Rab, Roberto Andraghetti, 3 Alexander Mark, Roberto Vecchione, 4 Atomo del Vento, Battista Congiu, 6 Attestato Fari, Andrea Bigliardi. Rapporto di scuderia tra i numeri 1 e 3, Azzurra Mark e Alexander Mark, entrambi in allenamento da Daniele Cuglini. Un po' in ritardo Alexander Mark, che si avvicina ora all'ala, ma comunque parte un pelino arretrato, non fa partenza neanche Attestato Fari. Alla fine Alexander Mark di slancio rientra a Atomo del Vento, cerca di scavalcare Amos Rab, manovra che riesce, quindi al comando l'allievo di Roberto Vecchione. Di fuori intanto c'è l'errore lungo la corda di Azzurra Mark. In vantaggio Numero 1, Alexander Mark, squalificato. 15-1, seconda posizione per Amos Rab davanti a Atomo del Vento, poi in coda Attestato Fari. Questo è il quartetto, perché Azzurra Mark è in corsa nella squalifica. 400 metri passati da Alexander Mark in 29-9. Il quartetto sgranato con in seconda posizione Amos Rab a precedere Atomo del Vento e Attestato Fari. Ritmo però sollecito da parte del figlio di Pine Chip, che Roberto Vecchione porta ai 600 in 45-3. Siamo ora al passaggio davanti alle tribune, sempre notevoli le distanze fra i 4. Si avvicina ora Attestato Fari a Atomo del Vento. Tanto prosegue di buona lena Alexander, che arriva in 1 minuto e 2 decimi al giro. Ora Amos Rab però si avvicina e ne prende la schiena Roberto Andraghetti, poi intanto sposta all'esterno Attestato Fari, che va al sorpasso su Atomo del Vento. Intanto Alexander Mark arriva al chilometro in 1:15,5, sempre Amos Rab ne segue le tracce, ora si affianca al battistrada. Intanto avanza anche Attestato Fari su Atomo del Vento, retta di là con Amos Rab che dà un severo attacco al battistrada, 14,5. Ora siamo sulla curva, ma rompe ancora Attestato Fari. Sulla curva rimangono in 3 con Amos Rab che insiste al largo di Alexander Mark, la curva dalla sua parte, ma Amos Rab sempre avere più energie. Ultima curva passata in 15,4, retta d'arrivo. Amos Rab cerca di passare in maniera definitiva, prova a rientrare Alexander Mark, ultimi 50 metri, ma Amos Rab prende la meglio e viene a vincere su Alexander Mark. Al terzo, per mancanza di avversari, Atomo del Vento. 1:14,9 la media al chilometro per Amos Rab, Roberto Andraghetti. Stefano e Gaspare Tranchina al training per il figlio di Vigliano Prince, che ha preso sotto tiro il battistrada ai 600 finali e ne ha disposto molto bene. Rivediamo l'arrivo di Amos Rab, Roberto Andraghetti, che vengono a vincere questa seconda dall'Arcoveggio.